Allora, col direttore di Venezia Opportunità torniamo al tema, quali opportunità, un po' il titolo provocatorio che ho messo lì, anche per le piccole e medie imprese, per i cittadini, per il territorio. Parliamo di marketing territoriale che voi fate, ovvero? Oh, marketing territoriale. Su Venezia è abbastanza, uno direbbe abbastanza facile, Venezia è, uso un termine tecnico, Il marketing. il marketing è un brand, come ormai oggi si usa, è molto in voga, che si vende da solo nel mondo e che attira in maniera incredibile, basta vedere quanta gente viene a Venezia continuamente. Però è Venezia City. Eh, Voi vi portate anche adesso nelle aree limitrofe, no? Per puntare e cercare di Allora, svilupparle. Venezia City rischia di diventare un problema nostro più che un problema reale, perché più ci si allontana da Venezia, in termini proprio anche geografici, si alza da Sì. Venezia, e questi sono dei dati di cui abbiamo un riscontro oggettivo, peraltro, e più la percezione dell'area di Venezia si allarga, nel senso che, per essere chiari, uno che fa 8-10 ore di aereo per venire a Venezia non ha un problema a spostarsi di 20, 25, 30 minuti per arrivare nella propria area di riferimento. E da Venezia in 30 minuti, se metto un compasso, raggiungo Treviso, Certo, Padova vabbè. e tutto il circondario. Quindi la percezione dell'area che fa riferimento su Venezia è molto più vasta, arriva anche a livello di Veneto quando stiamo parlando di aree dall'altra parte della terra. Questo è una grande opportunità per alcuni aspetti, un grande limite dall'altro, nel senso che Venezia se agisce da buco nero, nel senso che tutta la gente che arriva Diventa la diventa fagocita. la fagocita, la porta dentro, crea i problemi di sostenibilità che vediamo tutti i giorni. Se ha la capacità, come avrà la capacità e come ritengo anche sia assolutamente auspicabile, che tutti quei 23 milioni di presenze, il termine 23 milioni di presenze, dato per essere chiari, non sono 23 milioni di persone, perché gli arrivi, grosso modo, su Venezia sono circa 8 milioni all'anno tra aerei, navi e altre cose, è che permangono su Venezia per mediamente 3 giorni e mezzo, e arriviamo a quel dato dei 23 milioni di presenze. Quelle presenze, se gravano tutte quante su Venezia, hanno un peso che è quello che vediamo, insomma, di sostenibilità per una città che è estremamente anche fragile per alcuni aspetti. Se da là vengono anche riportati all'esterno a tutti quanti i territori che sono contermini, e su questo non scopriamo niente di nuovo, perché la Serenissima è sempre stata basata sui territori di terraferma a supporto di Venezia. Ecco che quelli che sono problemi possono diventare opportunità, opportunità per altri territori, ma che Ma, servono. esatto, ma fare come? Sarebbe necessario fare È necessario per già fare utilizzare questo? Venezia come magnete che attira inevitabilmente e senza anche spendere, perché voglio dire, non occorre neanche Vabbè, spendere in promozione, e poi la gente, invece di stare 3 giorni e mezzo a Venezia, sta 2 giorni, un giorno o 2 giorni a Venezia e un giorno lo passa nei territori, nella Riviera del Brenta, a lì state Padova. facendo qualcosa voi per Allora, su questo, l'attrattori. allora, su questo noi stiamo assolutamente cercando di investire c'è Chioggia, che è importantissima, c'è tutto quanto l'asta che va, l'asta che lega, l'acqua che lega Venezia alla sua terraferma, a partire da sud da Chioggia e per finire alla Laguna Nord con l'asta del Piave che arriva fino al Bellunese, la tradizione dei legnami che venivano Portate giù fluitando, esatto. portando giù a valle dal Cadore, insomma non l'abbiamo certamente scoperta noi, però ha una sua rilevanza importante. Ecco, marketing territoriale significa dare un'evidenza a questo nei confronti dell'esterno e soprattutto cercare, perché di questo ci occupiamo, di dare non solamente un'immagine, ma di attirare, questo è importante, attirare risorse esterne, non italiane, ma dall'estero, a investire su questo territorio, a
diremo, sia da un punto di vista produttivo da una parte, ma dall'altra parte anche da un punto di vista di un turismo, ma un turismo che abbiamo detto non focalizzato esclusivamente su Venezia, insomma. Quali sono le strategie che state mettendo in atto per essere attrattori? Poi lei mi ha detto investire, da un lato investire come turista e sta bene a tutti. Quando si parla di uno straniero che viene a investire nel territorio, molte volte viene visto un po' con un po' di allarme, no? Perché sono i classici fagocitatori del territorio che poi magari possono essere multinazionali e quando non servono più, quando la cosa non ha magari una resa, lasciano tutto lì e se ne vanno via, portando l'ex-tasse a casa loro, cioè portando i soldi a casa Stiamo loro. parlando, in questo caso stiamo parlando di speculatori, cosa un po' Eh, diversa. Però la differenza tra investitori e speculatori è esattamente diremo, proporzionale alla capacità che ha il territorio di pensare a un proprio modello di sviluppo e di attrazione. Per fare questo, una delle cose che ci ha un po' caratterizzati negli ultimi tempi, negli ultimi 3 anni, è che la Camera di Commercio, attraverso, ripeto sempre, la sua azienda speciale, quindi Venezia Opportunità, ha messo a disposizione un fondo che negli ultimi 3 anni è stato sono circa 100.000 euro all'anno, non moltissimo, però insomma sufficiente, per cercare di attirare delle produzioni cinematografiche straniere in questi territori. ah, produzioni straniere qui. Assolutamente sì, cioè produzioni inglesi, americane o altre cose che vengono a girare in questo territorio. Queste abbiamo avuto la possibilità di vedere, non scopriamo niente di nuovo in questo perché prima di muoverci su questa strada abbiamo cercato di capire come aveva fatto per esempio il Piemonte con Torino oppure il Friuli Venezia Giulia La o classica film commission, no? le classiche Film Commission oppure la Puglia, ma soprattutto, che da questo punto di vista qua è un esempio importante, è l'Alto Adige, la provincia di Bolzano, che da una parte ha la possibilità di mettere delle risorse consistenti, perché il rapporto è 1 a 50, ecco, tanto per dare l'idea. Noi mettiamo 100.000 euro, parlo come Venezia, e loro come provincia mettono 5 milioni di euro l'anno scorso su questa cosa. Però sarebbe limitante parlare solo di risorse, perché non mettono solo le risorse, ma mettono una serie di strutture, hanno formato e costituito delle strutture. Queste sono le realtà di cui mi sta parlando. L'Alto Adige, L'Alto sto parlando di Adige, Alto l'Alto Adige, Adige. attraverso la BLS, che è la Business Location Sud Tirol, che oltre a erogare delle risorse a sostegno, erano una serie di servizi a supporto delle produzioni che arrivano nel territorio, per cui diremo, fornisce loro tutti quanti i supporti anche logistici, che è quello di cui vanno in cerca queste produzioni. Che però non costo. Che però hanno un costo. Allora uno si domanda perché questa cosa? Il perché è dato dalle ricadute economiche che queste produzioni hanno sul territorio dove si vanno a posizionare, che sono ricadute dirette, economiche, nel senso beni e servizi che le troupe televisive fatte di centinaia di persone utilizzano nel luogo dove vanno. E poi ci sono tutti quanti gli altri effetti indotti che sono legati, uno, dal marketing territoriale, nel senso dalla promozione del territorio che viene fatta attraverso le riprese televisive. Certo. E dall'altra parte, cosa altrettanto importante, un segmento, un settore di servizi soprattutto a supporto di queste produzioni che si consolida nel territorio ed è fatto di artigiani, è fatto di trasporto, è fatto di commercio, è fatto di tutto quello che gira attorno, perché sono delle truppe estremamente organizzate e che spostano cifre sempre a 6 zeri, insomma. Ecco, però chiedo a lei, conferma se è vero, le regioni che lei, cioè, alcune di queste regioni che lei ha citato hanno fatto realizzazioni e produzioni italiane di film Sì. soprattutto. Voi invece puntate
produzioni estere, facciamo il famoso 007, no, che è stato ambientato a Allora, Venezia, o ci sono stati anche altri film che hanno portato grossi personaggi, l'Angelina Jolie della situazione, per fare un nome, che sono già attrattori in sé per sé, a prescindere dal film, dalla produzione che poi girino. È un po' diverso, una cosa è una realizzazione invece di una produzione italiana che riceve anche dei finanziamenti del Ministero, dello Stato e, se non sbaglio, della Regione, no? allora, su questo ci sono almeno un paio di precisazioni da fare. Allora, sicuramente non ci rivolgiamo alle major, come vengono chiamate, che hanno budget talmente di dimensioni talmente alte, per i quali il nostro intervento di carattere economico è Una assolutamente briciola. una briciola minimale, cioè loro si spostano con altre logiche. Però diremo che il cinema non è fatto solo esclusivamente di queste produzioni, è fatto anche di piccole produzioni, stiamo parlando sempre dell'ordine dai 2 ai 7 milioni di euro, 2 ai 10 milioni di euro, che è il costo medio che ha un film anche girato in Italia, che sono lo stesso importanti, per i quali è assolutamente interessante il sostegno economico che diamo noi altri, ma non ci limitiamo solamente a dare un sostegno economico, cerchiamo di fornire a loro anche una serie di supporti di carattere logistico, di rapporti con gli enti di riferimento, perché per girare hanno la necessità di avere tutta una serie di autorizzazioni e quindi a Venezia c'è il comune che ha la Film Commission comunale che dà questo tipo. Allora abbiamo da questo punto di vista e soprattutto la regione, che ha anche la regione un proprio fondo di riferimento di aiuto e di supporto e che dà e che fa questo tipo di attività da molti più anni di Certo. cui lo facciamo noi. Quello che ha caratterizzato il nostro intervento è che a noi non interessa principalmente l'aspetto culturale dell'attività del film. È chiaro che dopo viene fatta una valutazione anche Sì, sulla tipologia di film che merito. vengono fatti. Ma quello che ci interessa è l'ambito, l'aspetto produttivo che queste macchine, io le chiamo macchine da guerra, che sono estremamente strutturate, estremamente organizzate, sono le macchine serie quando producono, molto organizzate e che sono degli ottimi partner di riferimento. Perché? Perché non hai delle strutture evanescenti per cui i soldi, anche le Certo. risorse pubbliche che tu metti su questa cosa, non capisci dove vanno a finire, no? Qua stiamo parlando, ripeto, di risorse che vengono erogate a fronte di una rendicontazione di fatture pagate a fornitori locali, quindi, tanto per essere chiari, trasporti, ristoranti o tutto quello che serve e che viene utilizzato nell'ambito del girato di un film, e sulla base di questo vengono erogate dei contributi che vanno mediamente dal 7, 8, 10%, quindi non stiamo parlando di cifre, però, ripeto, l'anno scorso noi abbiamo dato, cioè i 100.000 euro che noi abbiamo messo su queste attività, erano 4 le produzioni cinematografiche internazionali che hanno beneficiato di questo e che hanno speso complessivamente in beni e servizi acquistati sul territorio veneziano 1.300.000, 1.400.000, quindi stiamo parlando di un moltiplicatore di 1 a 14, 1 a 15, 1 a 14, 1 a 15. Le posso assicurare che in altri investimenti che vengono fatti non Non hanno siamo. questo tipo di resa. Per fare un esempio concreto, perché possa capire la persona non addetta ai lavori, che tipo di situazione si può ingenerare virtuosa? Proprio un esempio Beh, pratico. allora, intanto dobbiamo certamente dire che non è solamente con il nostro contributo che determiniamo il 100%, ma è l'insieme di questi interventi. Ecco, questo è importante perché è anche giusto dire che è stata confermata anche quest'anno a livello nazionale una norma di vantaggio fiscale che si chiama tax credit. Non entro nei termini No, tecnici no, perché no. possono essere poco interessanti, ma che sono estremamente importanti per chi decide di investire su progetti del genere, su progetti di film, perché ha un ritorno
un ritorno fiscale estremamente importante. Però sto dicendo, l'insieme di soggetti che si mettono in rete e che garantiscono e che creano le condizioni perché questo territorio diventi un substrato fertile, va bene, perché delle produzioni internazionali arrivino qui e che trovino delle controparti per poter realizzare le proprie attività. E quando sto dicendo questo non è necessariamente detto che deve essere perché devono girare a Venezia, perché gli interessa girare a Venezia, No, ma perché trovano, per esempio, tanto per essere chiari, qua una serie di maestranze per girare o per poter fare questo tipo di attività che permette loro di non spostare truppe da centinaia di persone dall'America o dall'Inghilterra perché li trovano già qua. E quindi vuol dire costi... È un discorso di investimento, insomma, tra l'altro. È un costo di investimento. E stiamo consolidando il territorio queste figure professionali che servono anche per altri. Quindi questa è una vera e propria attività di marketing territoriale. Cerchi di vendere il tuo territorio, quello che sei, per anche quello che ti offre, insomma. Per quello che riesci ad offrire e avere una continuità nel tempo di queste opportunità significa consolidare questo territorio. Questo è il progetto, l'operazione che cerchiamo di fare, mettendo insieme regione, entrando più che mettendo insieme, cercare di entrare in sinergia con regione, con le film commission che già ci sono, che sono operanti già da molto tempo, che hanno fatto un egregio lavoro fino adesso su Treviso, Vicenza, Padova anche, e cercare di entrare in connessione con tutte queste attività per fornire un territorio che sia il più ricettivo possibile. Chiarissimo. Torniamo su questi aspetti, parleremo anche di start-up, quindi spiegando di che cosa si tratta e qual è il vostro ruolo, subito dopo la pubblicità.